Sveva Arviti, la madrina dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, attrice romana, 39 anni, sarà lei a condurre le cerimonie di apertura e chiusura del Festival Lido. Attrice impegnata, si è molto spesa sui temi sociali, in particolare nella sensibilizzazione contro la violenza di genere contro le donne. Il direttore della mostra, Alberto Barbera, rappresenta così. Oggi abbiamo anche annunciato chi sarà la prossima madrina della Mostra del Cinema, è Sveva Alviti, una bravissima attrice, di grande simpatia, una simpatia davvero trascinante e anche bella e che non nuoce naturalmente. Saprà sicuramente ricoprire con grande competenza, abilità il ruolo delicato che le è stato assegnato. Barbera, prima di partire per il Festival di Cannes, ha concesso alle nostre reti la sua prima intervista ufficiale dopo la sua conferma alla direzione della mostra. E non posso far altro che ringraziare tantissimo il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, per la stima e soprattutto la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Ci siamo conosciuti soltanto di recente, ma sapeva tutto della mostra del cinema, del lavoro che era stato fatto. Così il direttore commenta i primi annunci. Presidente di giuria Isabelle Huppert, attrice grandissima, immensa, straordinaria, una delle più grandi attrici del momento, una persona anche generosissima, non ha mai rifiutato di partecipare a film di esordienti o quasi esordienti. Il secondo annuncio riguarda il primo dei Leoni d'Oro alla carriera che verranno attribuiti durante l'81esima mostra. Peter Weir non ha, credo, bisogno di essere presentato, è stato uno dei protagonisti, se non il maggiore protagonista della nuova ondata del cinema australiano all'inizio degli anni '80.